Amici sportivi, ben ritrovati con un nuovo appuntamento sempre dal pianeta di MSP Verona. Questa settimana pronto a raccontarvi la seconda giornata di campionato. Sì, è vero, siamo all'inizio, ma i risultati delle partite cominciano già a delineare delle situazioni in classifica. Nel solo primo gruppo abbiamo due squadre a punteggio pieno, sono l'Arto Verona e il Noi Team Elettrolaser. E proprio da loro inizieremo per raccontarvi tutti i momenti che si sono vissuti sul campo. Sentiremo come sempre le interviste anche ai nostri sportivi. Allora una carrellata di sponsor e poi inizieremo con la Serie 1 Girone A. Un arredamento ad hoc per la tua casa, per il tuo ufficio o i tuoi grandi progetti chiavi in mano. Noi di Ostilio Mobili pensiamo a soluzioni personalizzate su misura per le tue esigenze. Vieni a trovarci o prenota un incontro in showroom con un nostro esperto andando sul sito www.ostiliomobili.it/consulenza. Arredamento ad hoc, home, office, contract. Ostilio Mobili è a Capriolo, Brescia, via Palazzolo 120. A 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. A1 Girone A. Nel primo gruppo troviamo a punteggio pieno due squadre, l'Arto Verona e il Noi Team Elettrolaser. Proprio questa squadra è scesa in campo contro la Birreria Stube, vincendo la partita per 4-3 dopo 40 minuti davvero intensi. Doppietta vincente per Viviani, inutile quella di Zampini. L'Arto Verona ha invece avuto la meglio del Sandrà per 3-2. Si è sentita la mancanza del bomber Birlea per un Sandrà spuntato, ma che ha venduto comunque cara la pelle. Doppietta vincente per Bolcato. Le due sconfitte si trovano in fondo alla classifica, insieme ad un folto gruppo di altre tre squadre. Due di queste sono la Kubitec e i Red Devils, che dopo aver perso la prima gara hanno almeno smosso la classifica in questo secondo turno. L'incontro è terminato sul punteggio di 3-3, lasciando comunque entrambe le squadre soddisfatte. L'ultima squadra che troviamo sul fondo è la Taverna di Via Stella, che è stata superata dall'Agriturismo Cortebarco per 6-5, vanificando così la tripletta di Rodriguez. Prima vittoria per la squadra che l'anno scorso aveva vinto questo girone, la Sampier d'Arenese, che ha comunque faticato per vincere 5-4 contro il neopromosso Gengiva. 3 reti a testa per Mainenti e Campaci, che non potrà festeggiare con il suo Gengiva, ma può essere soddisfatto perché la propria squadra ha saputo impensierire una delle squadre più forti del girone. A1 Girone B. Continua senza intoppi il cammino del momento zero, che deve ancora perdere una gara in questa stagione, precampionato compreso. A farne le spese è stato il Convivenza, che di contro deve ancora conoscere il successo in questa nuova categoria. Il confronto è terminato sul punteggio di 8-4 e ancora una volta è stata la gara di Plama de Ala, andato a segno per 5 volte. È interessante vedere a referto anche la rete di Adrian Georgescu, il fratello di Romeo. Il presidente del Corvinul Hunedoara è passato a difendere i colori del momento zero. L'altra squadra a 6 punti è proprio il Corvinul, che ha vinto per 6-4 con la carrozzeria Contirino. Non è stata una gara positiva per il Corvinul, che ha faticato contro un esordiente nella categoria. Il motivo è da ricercarsi nelle molte defezioni avute in rosa per questo incontro. Le doppiette vincenti sono state per Danciu, Sulularea, Radu, inutile invece quella di Zenti. E dopo il riposo della settimana scorsa non poteva esserci un esordio migliore per l'MDM San Martino in questa categoria. Dopo anni in cui la squadra si è sicuramente ridimensionata, finalmente in questa stagione la ritroveremo dove siamo sempre abituati a vederla. Vittima sacrificale in questo caso è stato l'Avis United, battuto per 9-1 con tripletta di Vargiu. E dopo la sconfitta di 7 giorni fa è arrivata anche la prima vittoria per il Mecmas, che ha superato 8-4 l'Ardan Green Project, lasciandolo così fermo al palo. Molta sfortuna per l'Ardan, che deve iniziare a fare subito punti dalla settimana prossima per non rimanere invischiato nelle zone basse della classifica, dalle quali è sempre difficile risalire. Tripletta vincente per Donin. A2 Girone A. È ancora
ancora presto per decidere ogni tipo di gerarchia nel primo gruppo della nostra serie cadetta. Certo è che questo è sicuramente un buon momento per il Bar Cristallo, che ha vinto 4-0 con la Yolanda Urs, portandosi in 2 partite a un'invidiabile differenza reti di +8 e con 2 soli gol subiti. 2 reti a testa per Corsi e Corso. Potremmo fare lo stesso discorso fatto per il Bar Cristallo anche per la Five Cuori Avanzi. Nonostante una differenza reti inferiore in un solo punto, la Five è partita con il piede giusto per dimostrarsi una matricola terribile. Contro il 2B Verona 91 è arrivato un successo per 6-3 che porta a 2 firme di Saccardi. La terza squadra che ha vinto sia la settimana scorsa che questa è la Prati Servizi Calore, che questa settimana ha avuto la meglio del Deportivo La Cadrega, spazzato via per 7-3. È tornato a far parlare di sé per le sue giocate sul campo Pavan, il bomber della Prati, e questa volta è andato a segno per 4 volte. Primo successo per lo Spartak Augusta, che ha battuto 4-2 le Aquile di Ospedaletto, vincente la doppietta di Bragantini, inutile quella di Russo, che rimanda così l'appuntamento alla prima vittoria stagionale. Ed erano ferme al palo anche Scopa e Paletta e Verona Calabro 9, che si sono affrontate quantomeno per smuovere la classifica. Sembrava un pareggio scritto, ma alla fine a festeggiare sono quelli del Scopa e Paletta, che si sono imposti per 2-1. A2 Girone B. La partita con più reti di tutta la giornata è stata quella tra il Basarabia e il Lokomotiv Bure, entrambi chiamati a un pronto riscatto dopo le sconfitte della settimana scorsa. I 3 punti in questo caso sono andati al Basarabia, che si è imposto per 11-5 in un confronto in cui le difese non hanno proprio brillato. In questa fiera del gol si sono fatti notare Graur e Krakan con 4 e 3 reti a testa. Seconda vittoria per la Mainenti Service, che ha avuto la meglio per 4-1 del terzo tempo con 2 reti a testa di Freda e Fadini. Non vuole proprio saperne di svoltare il terzo tempo da ormai troppo tempo, anzi senza vittorie. È stata dura, ma alla fine gli amici di Pepe ce l'hanno fatta a rimanere a punteggio pieno. A farne le spese è stato il Real Futsal, battuto 3-2 per il rotto della cuffia e con doppietta decisiva di Biondani. Anche questo girone sembra molto equilibrato, anche più del primo. La terza squadra a punteggio pieno è il Chilometro 01, che ha vinto per 5-4 contro il Mecmas Calcio a 5. Decisiva è stata la tripletta di Zerlotto. Ed infine hanno smosso la classifica i Polemici e il BVP, che erano entrambi stati battuti una settimana fa e questo giro hanno pareggiato per 4-4, lasciando almeno così l'ultima posizione. Una doppietta a testa e gli autori sono stati Mascalzoni e Gentile. A2 Girone C. Il terzo girone si è aperto con una roboante vittoria del Colletta Vigasio ai danni della Rossi Service. Il risultato di 12-0 non poteva essere assolutamente pronosticato, nonostante tutti fossero a conoscenza del divario tra le due compagini. È stata una grande serata davvero di tutto il Colletta, tra le cui fila si è fatto notare Cipriani, autore di una tripletta. Sempre a punteggio pieno troviamo la Busa, che non ha faticato tanto di più, con l'A-Team superato per 8-1 con tripletta di Oliosi. Un vero smacco per l'A-Team, che dopo la finale del torneo del precampionato e il buon esordio la settimana scorsa non credeva di fermarsi così presto e così male. Dopo aver perso la gara d'esordio, i Bomboneros si sono portati a casa i primi 3 punti della loro stagione grazie al successo per 6-2 sulla Pizzeria da Giuseppe, all'esordio in questa categoria dopo il riposo della settimana scorsa. È stata la gara di Montresor che ha condotto i propri uomini alla vittoria grazie alle sue 4 marcature. Ed infine il Liverpool ha avuto la meglio dei Butè del quarto piano in una gara davvero tirata e terminata sul 4-3. Tante sono le speranze poste su questa stagione da parte di entrambe le compagini, che devono riscattare un'annata, quella scorsa, da dimenticare. A nulla è valsa la doppietta di Martinatti. A2 Girone D.
Non sembrano volersi fermare i Manas Rangers, che hanno ottenuto la seconda vittoria consecutiva e si portano davanti a tutti nell'ultimo girone di Serie A2. A essere battuti per 5-1 sono stati quelli del BHP Civico 2, che veramente sono stati molto poco in partita. Aggiungiamo anche il buon stato di forma di Leonetti, che ha contribuito con 3 reti, e il gioco è fatto. Sempre a 6 punti abbiamo anche il Taurus, che ha vinto per 2-1 contro il Futsal Lugagnano. Davvero combattuta questa gara tra due squadre che, se avessero pareggiato, sarebbero state entrambe soddisfatte per la prestazione. Niente di fatto per il Lugagnano, che però non ha dimostrato segni di cedimento e già la settimana prossima proverà a rifarsi. Dopo la sconfitta della settimana scorsa sono arrivati i primi 3 punti per lo Schalke Zarofiato, che si è imposto per 7-6 sugli Young Boys. A nulla sono servite le triplette di Merola e Fragata, che hanno venduto cara la pelle degli Young Boys, poiché per tutta la partita non hanno mai avuto un cambio. Nonostante ciò sono riusciti a mantenere la gara in equilibrio fino alla fine. L'ultimo confronto della categoria ha visto fronteggiarsi il Lassine Sugar e la pasticceria PBT. In questo caso non c'è stata molta storia e il Lassine Sugar si è imposto con facilità per 7-2, diventando così la terza squadra a punteggio pieno, 2 reti a testa per Formenti e Pezzano. B. Girone A. Dopo 2 sole partite, l'unica squadra a guardare tutti dall'alto è stata quella delle riserve, che rimane l'unica a punteggio pieno. A farne le spese è stata l'Atena, che è stata battuta per 4-1, quasi a volerla in qualche modo ridimensionare dopo il buon avvio di stagione. 2 reti portano la firma di Ciupe. A quota 4 punti troviamo una coppia di squadre formata dall'Otto Bock e dall'Acidità di Stomaco. Proprio quest'ultima è andata a vincere facile contro il Birra Real per 5-1. Se da una parte l'Acidità per festeggiare la vena realizzativa di Viraldi, dall'altra il Birra Real deve da subito iniziare a segnare di più, perché 2 sole reti in 2 gare sono davvero troppo poco. L'Otto Bock ha avuto una gara simile, poiché contro l'Athletic Big Bubble è arrivato a una vittoria per 5-2 con 2 reti a testa per Mezzari e Breda. Vediamo quanto durerà questo buon momento per la Otto Bock, che finora ha ben impressionato. E andiamo a sentire le interviste per Atena Calcio a 5 e le riserve con Manuel Zorzi e Andrea Rossignoli, a cura di Francesca Ercoli. Sempre per la Serie B Girone A, Athletic Big Bubble 8 Bock, con le voci di Yuri Fornale e Daniele Lamberti. Sono qui con Zorzi Manuel della squadra Atena. Primo anno che partecipate al campionato. Purtroppo questa sera non è andata molto bene, avete preso anche molti gol e sconfitta 4-1. Che cosa è andato storto durante il match? Niente, è mancata l'umiltà che abbiamo avuto nel precampionato e nella prima partita, dove tutto è andato bene e si vede che un bel bagno di umiltà oggi serviva e speriamo serva di esperienza per le prossime partite. Giocato abbastanza bene contro una buona squadra, ma abbiamo un po' peccato di qualche egoismo e qualche eccellenza e, come ti ripeto, tanta umiltà è mancata oggi. Quale altro fattore secondo te ha influito sulla sconfitta? Pensi che tecnicamente avevate qualcosa in meno della squadra avversaria? No, tecnicamente, se devo dire la verità, forse avevamo qualcosa in più, ma quando manca la grinta e manca altre cose, forse la tecnica viene dopo. Comunque la tua squadra avrà tutto il potenziale per essere positive per le prossime partite. Il nostro obiettivo è quello di stare tra le prime classifiche, speriamo dalla prossima partita di rientrare un po' in quello che è il nostro posto. Sono qui con Andrea Rossignoli della squadra Le Riserve. Un ottimo proseguimento di campionato e la seconda vittoria, questa sera 4-1. Che sensazioni ti ha lasciato il match? Beh, questa sera, anzi, sono dispiaciuto per il non clean sheet, che è stato pazzesco, e comunque no, veramente molto bene, anche perché siamo una squadra che come si dice, di amici da una vita. Quest'anno ancora di più, riusciamo, quando si vince si va sempre meglio. E niente, questa sera è stata una partita perfetta sotto tutti i punti di vista, non devo dire assolutamente niente. Speriamo di continuare così e andiamo avanti. So che vi mancava anche il portiere. Sì, il portiere ci manca in realtà da tutto l'anno e quindi abbiamo 2 persone che si alternano, ma devo dire che danno il massimo anche in porta e quindi non posso chiedere di meglio. È una squadra che si sacrifica e tutti uniti andiamo avanti.
Sicuramente la collaborazione e la determinazione che hai con la tua squadra è un aspetto super positivo per le vittorie. Assolutamente sì, assolutamente sì. Come ti dicevo, siamo un gruppo di amici prima e niente, noi ci alleniamo una volta a settimana e quindi insomma ci impegniamo per quanto possibile, insomma, con impegni di lavoro e tutto quanto, però quando ci siamo ci teniamo a far bene e dopo si va sempre, insomma, nel dopo partita a fare il terzo tempo. Sono qui con Yuri Fornale della squadra Electro Big Bubble. Una sconfitta amara, avete perso 4-2. Che cosa è successo in campo? So che comunque hai fatto doppietta, quindi una sconfitta molto amara. È successo che il primo tempo abbiamo tenuto il 2-2, finché le gambe hanno tenuto loro avranno avuto di media 20 anni meno di noi e quindi nel secondo tempo abbiamo preso 2 gol e non riuscivamo più a stare davanti e a ribattere alle loro offensive e quindi abbiamo avuto un calo. Ecco. Quindi è stata anche una questione di esperienza? No, un po' di inesperienza da parte dell'altra squadra, la squadra avversaria? No, la squadra avversaria aveva le gambe più fresche, erano più giovani, erano più freschi e nel secondo tempo è emerso la loro freschezza. Noi l'esperienza ce l'abbiamo e siamo riusciti a tenerla solo nel primo tempo. Prego. E secondo te quale dovrà essere il ruolo degli Athletic Big Bubble in questo campionato? Beh, sicuramente quello di giocarcela alla morte fino alla fine contro tutti e contro tutti. Pensi che comunque avreste la possibilità di migliorare per questa stagione con le prossime partite, insomma? Beh sì, la prima l'abbiamo vinta, quindi 2-0, quindi cercheremo di fare il meglio possibile sempre. Purtroppo le partite durano 40 minuti e noi di solito nel secondo tempo caliamo perché abbiamo un'età abbastanza avanzata come squadra. Non penso che questo sarà un problema, dai, comunque devi essere positivo con la tua squadra. Sì, positivi fino alla fine, certo. Ci impegniamo al massimo, se no non saremo qui. Questo è l'importante. Perfetto. Eccoci con Daniele Lamberti della squadra 8 Boc. Un grande risultato, stasera avete vinto 4-2. Pensi che la vostra grinta e la vostra determinazione abbia influito sulla vittoria di questa sera? Di solito siamo una squadra che si spaventa facilmente, quindi quando andiamo sotto facciamo fatica a recuperare. L'altra volta è andata bene e questa volta invece siamo sempre rimasti sopra, quindi ce l'abbiamo fatta con la grinta, sì, direi proprio di sì. Ve l'aspettavate questo risultato? Ci speravamo più che altro, come ci sperano tutti. Avete fatto una doppietta, quindi partiti in partenza con una vittoria e anche oggi un'altra vittoria, quindi siete super positivi? Non sono sicuro che l'altra volta abbiamo vinto, forse era un pareggio possibile, che sia finita a 5 pari la prima partita, questo dovrebbe essere il risultato, quindi diciamo che 4 punti non è poi così male, sì, effettivamente. Hai fiducia nella tua squadra per le prossime partite? Beh, assolutamente sì, certo. È arrivata la prima vittoria per gli Green Boots, scesi quest'anno di categoria. I 3 sudati punti sono arrivati con il 3-2 nei confronti della Prosecco, raggiunta così in classifica nel gruppone. Prima vittoria anche per l'Electro Calor che si è imposta per 2-1 sui Turtles. Ci sono andati vicino Armellini e soci a smuovere la classifica, ma hanno dovuto fare i conti con una squadra che aveva anch'essa fame di vittoria. E allora andiamo a sentire Alessio Porru e Sandro Bordato per Electrocalor e Turtles e ancora a cura di Francesca Ercoli le interviste a Matteo Mancini e Fabio Menini per Prosecco e Dis Green Boots. Eccoci con Alessio Porru degli Electrocalor. Dopo una prima sconfitta della prima partita di campionato, questa sera si festeggia con un 2-1. Com'è andata la partita? Partita tosta, partita molto, molto dura, soprattutto per i nostri errori perché non centravamo la porta neanche a farlo apposta. Finalmente abbiamo raccolto 3 punti, abbiamo fatto più punti oggi che non fa l'anno scorso perché abbiamo concluso con gran poco. Peccato perché ci manca qualcuno là davanti che finalizza come l'anno scorso Francesco Malena, però ce ne faremo una ragione. Quindi è stata una vittoria inaspettata? È stata una vittoria inaspettata, pensavamo di perdere almeno le prime 3, invece è un risultato che ci fa gran piacere. Comunque la vostra squadra ha delle ottime potenzialità, questo sarà sicuramente uno stimolo per poter migliorare per le prossime partite comunque, o continuare su questo livello. Sì, soprattutto perché abbiamo anche dei giocatori nuovi che sono arrivati quest'anno, tipo Turin, sperando si sblocchi, che dovrebbe essere la nostra punta di diamante col 10, sperando ovviamente che faccia qualche gol in più, non come oggi che non è stata la sua giornata fortunata. Eccoci con Sandro Bordato dei Turtles. Sandro, una sconfitta amara, avete perso 2-1. Cosa ha penalizzato la squadra stasera? Pensi che... So che c'è un portiere anche molto giovane. No, il portiere è stato bravissimo, ha tirato fuori di quei palloni che veramente è stato bravo, niente da dire. Non è stato penalizzato niente, è stata una bella partita combattuta,
Forse il secondo gol siamo stati un po' sfortunati perché la palla è rimasta lì, loro sono stati bravi a metterla dentro, ma ci stava, ci poteva stare anche il pareggio, ma comunque bella partita comunque, loro sono molto forti e hanno un paio di giocatori veramente di grande livello. So che manca anche il presidente della squadra, pensi che questo abbia influito sulla sconfitta di stasera? Il presidente non si meraviglierà se dico che forse è stato meglio così, no scherzo. Scherzo, no, tanto noi scherziamo sempre, no, a parte che il presidente non è l'allenatore giocatore, il presidente è un altro molto più in alto e comunque no, abbiamo giocato bene, abbiamo fatto le nostre cose, siamo stati in campo bene, quindi anche con lui credo che non sarebbe cambiato molto. Il campionato è ancora molto lungo, ci sarà sicuramente anche tempo di poter migliorare? Sì, ma noi a parte che giochiamo, ci credete? A parte che noi giochiamo per divertirci, primo. Secondo, sì, certamente possiamo migliorare anche perché abbiamo qualche elemento nuovo, quindi bisogna anche affiatarci un attimino. Siete anche molto giovani? Assolutamente sì, molto dentro, diversamente giovani. Grazie. Sono qui con il portiere della squadra Il Prosecco, Matteo Mancini. Bene, seconda partita del campionato dove avete fatto un passo indietro con questa sconfitta. Sì. Che cosa è successo in campo stasera? Avete avuto un po' di sfortuna, ho visto che avete preso anche molti pali. Abbiamo avuto abbastanza sfortuna, abbiamo trovato una squadra con molta più esperienza di noi e questo ci ha abbastanza condizionato, quindi tutta esperienza e si va avanti sempre cercando di migliorare. Quindi pensi che l'esperienza proprio abbia influito sulla sconfitta? Avevano molto gioco, si trovavano molto a memoria, noi giocavamo così tra di noi, però essendo influito abbastanza l'esperienza e anche abbastanza un po' di sfortuna. Avete preso anche un sacco di pali, quindi comunque sicuramente la tecnica e il gioco di squadra non vi manca. Sì, dobbiamo essere più precisi, quindi se abbiamo preso i pali dovremmo essere più precisi le prossime volte. Eccoci qui con Fabio Menini degli East Green Boots. Questa sera grande vittoria dopo la sconfitta della scorsa settimana, insomma, quindi un ottimo risultato. Un commento a caldo della partita? Beh, dovevamo riscattare la brutta prestazione di settimana scorsa e ce l'abbiamo fatta, dai. Un po' di fortuna e un po' abbiamo sfruttato le occasioni, però dai, direi che alla fine abbiamo meritato la vittoria. Avete giocato comunque molto bene durante tutta la partita. Sei soddisfatto del lavoro che hai fatto con la tua squadra? Sì, dai, direi di sì. Ci tenevamo appunto a fare una bella figura stasera dopo la brutta partita di settimana scorsa e quindi dai, cercheremo però di migliorare ancora e cercare di vincere altre partite. Pensi che la tua squadra abbia tutte le potenzialità comunque per poter continuare in maniera positiva il torneo di quest'anno, il campionato? Beh, lo speriamo, dai, veniamo da una brutta retrocessione l'anno scorso, quindi speriamo sia l'anno del riscatto. Questo sarà uno stimolo quindi per essere positivi per le prossime partite? Speriamo, dai, ce la metteremo tutta. B, girone B. Anche nell'ultimo girone del nostro campionato abbiamo una sola squadra che è riuscita a vincere entrambe le partite e questa è la Pizzeria Mameli che ha strapazzato 5-1 l'FP Studio Immobiliare. Per ritrovare una partenza così scoppiettante dobbiamo tornare un bel po' indietro nel tempo per la Pizzeria Mameli. Questo vuol dire che i primi innesti estivi stanno portando il loro frutto. Dopo il pareggio della settimana scorsa è invece riuscita a vincere la Scaligera che ha piegato il Riva Mancina per 3-1. Ancora fermo al palo il Riva Mancina a cui non sembra andare niente per il verso giusto, doppietta di Giovinazzo. A 4 punti abbiamo anche l'Impresa Rossi che ha vinto 3-2 la gara contro la Soccer Ambo 5. Decisiva è stata la doppietta di Zanella. Possiamo affermare che questo sia un ottimo inizio per l'Impresa Rossi che deve riscattarsi da una scorsa stagione poco soddisfacente dal punto di vista dei risultati. Ed infine è sceso per la prima volta in campo, visto che la settimana scorsa era di riposo, il Juice Club che si è imposto per 4-2 sul Manchester City con doppietta di Pangione. Un augurio di buona stagione anche al Juice Club che l'anno scorso non ha vissuto un'annata tranquilla. Un arredamento ad hoc per la tua casa, per il tuo ufficio o i tuoi grandi progetti chiavi in mano. Noi di Ostidio Mobili pensiamo a soluzioni personalizzate su misura per le tue esigenze. Vieni a trovarci o prenota un incontro in showroom con un nostro esperto andando sul sito www.ostidiomobili.it/consulenza. Arredamento ad hoc, home, office, contract. Ostidio Mobili è a Capriolo, Brescia, via Palazzolo 120. A 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio.
E per la seconda giornata di campionato è davvero tutto, grazie per averci seguito, continuate a rivedere anche le nostre puntate sul sito di MSP Verona, noi ci ritroviamo la settimana prossima perché sarà il tempo di scoprire da vicino i risultati della terza giornata di campionato. Grazie a tutti e buona settimana.